Buonasera a tutti, vestiti voi te novasa di oggi di Pattolo domenica su mese di gennaio 2026. Bene, tornato a vestiti voi. Cominciamo su novella di oggi a solita maniera da una carteggia come si presenta a Sadie, iscriversi in vista la sera scheda, è calcolato, Mordinan, Ispisan, poi che Mordinan, insomma, lo starà a valutare se non sarà nato più Gaia, il Facchenne. Ma vediamo un po' come si presenta, también la scuola fondamentale. E su correttamente questa bella Ida, che abbiamo sul prezzo di abitare, di stare, di apprezzare, non si dice della che si chi la manera da innanzi, sì, come te manera da innanzi, sì, in salute e buono si spero tutti i chi vi istana e i che sono in fora. Bene, questo è come si presenta. Poi è salita, è popolata, su tutti sono un numero abbastanza basso, sai, come questi strati. Una fotografia che in campo un po' largo, in un bel po' su un campo e vita, all'arco, insomma. Bene, vediamo su Saravallo de oggi. Io Saravallo de oggi non era stato popolato tutto la dia, ma ho fatto le scariche a te da verso Albato di altre die, però è a Sauna di altre die, appunto, però no, in termini come come Murinanne, Pisanne, 11 gradi di temperatura massima, 7 gradi la temperatura minima. E diamo su Crasa la mesadie, cioè viene la Sasunniki, popolata solo in parte, però poi coppola adesso tutto è cominciata a provare dai mezzodì in poi tutti i giorni, insomma, viene la sera tardo, sempre a pedale Selena, insomma, pezzi che trasa, strese, salvatelo, no, e sa schimbe che vi la potete aumentare un po', come sempre sul limite del sabba bene gettata, insomma, 11 gradi temperatura massima, 7 gradi temperatura minima. Bene, e l'iscritta è stata questa presentazione di questo documentario e per questo che serve questo regista che adesso è emigrato in Australia, ha trattato, emigrato dell'ultima generazione, specialmente per sul Vesticheso, insomma, a Mauro Sanna, poi Giuseppe Farina, e insomma, però usare io non può essere stato abbastanza interessante, non bisogna fino a strateso, e quindi è una cosa da abbaitare, insomma, non ha podato in onda su documentario, insomma, che ha già diritti d'autore, eccetera, eccetera, insomma, non si può autorizzato, però penso che si può in qualche maniera tornare a vedere. In effetti ha fatto forse si sbaglio di non dimandare l'autorizzazione a lo dare in diretta, ma ha pensato che siccome insomma basta appunto diritti d'autore senza che fate speso, che fate investito, è giusto che è stato presentato e voi e servite se si ne potete a ragionare. È una situazione particolare, questa è Australia, le schitte Australia, quando noi andiamo di Australia e diamo questa parte australiana, andiamo occidentale, cioè questa che è stata colonizzata da esseri inglesi e poi è arrivato sempre verso l'Europa, compreso sardos e italiani. Però in Australia bisogna pure l'australiano, cioè questo schibini da prima, è un popolo bigià in Australia. Ecco, io ho provato a fare questa di manna a Mauro Sanna, ma Mauro Sanna a narra la verità non mi l'ha manco compresa la di manna, questo è sintomo est, insomma, sintomo adesso che poi mi è nato dopo. Questa piscina che si vede a destra è stata 23 anni in Australia e quindi conosco questa situazione. Io poi mandate il rapporto al Bahia tra
il gruppo sardo che abiti in Australia è la cultura autoctona australiana. E Mauro mi ha risposto, cioè danno il rapporto tra isole e la cultura adesso l'ultimo è arrivato, cioè adesso occidentale, insomma, va bene, ha fatto bene abbastanza bene. Da un po' di mannato, io questa piscina come mai, Mauro non mi ha compreso di manna oppure mi ha risposto in maniera gaia, ma ti ho spiegato che sono due scompartimenti di stagna, cioè che non va proprio per una comunicazione, cioè che sono due mondi isolati, cioè sul mondo occidentale in Australia e sta isolato totalmente dal suo mondo australiano, insomma, ecco, adesso in Australia viene già questo si chiamano a Burundi, poi non è così, sono stessi si chiamano a Burundi, oppure questo Burundi è un nome che gli è stato dato da occidente, quindi si lo deve mantenere a Putirio, che viene identificato. Non, mi devo venire a informare che non posisco narrare se esiste un governo australiano che un presidente dell'Australia burundiana, che siete per esempio rappresentati sono Organizzazione Nazioni Unite. Questa è una curiosità di chi mi è venuta e una chirca che devo anche. Bene, andiamo da innanzi e facciamo de atteru, ecco, sono la parte sportiva de oie, io noi scoite numero questo, questa è partita, però insomma avete scritto pure sopra, ma evidentemente ancora tagliato pure in basso, la Bittese, giocati in domo, oie, giocata contro Soschilese. Penso che Soschilese siete tra prima come la graduatoria non la comunque abbocchiniamo tutto in coro forza Bittese sosteniamo tenendo conto che comunque sto in sport e non si gioca, insomma la vittoria non è una cosa importante a Neingere un certo tanto da partita da certo gesti di attesa Neingere meta ne siamo un gallo po' scontento arziare meta dei graduatori. L'Alulese giocata fuori casa su Corrasi Junior, tutto canto giocano verso Sastrese. Bene, tenendo conto sempre che si tratta di un sport, ecco, cioè io ammetto la tifoseria, l'ammetto, però insomma dobbiamo tenere conto che tu non gioco metta bello, metta importante la presenza sabitese in bici, è un'attrattiva per sul spizzino e viene da, oltre che un'attrattiva per isolo, viene da una parte dell'educazione che poi ha che maturare lo spizzinello, insomma, e poi nomine, insomma, ed è una cosa quindi metta importante, incide in metta tutta questa vita di questo zono, insomma, in positivo naturalmente. Andiamo a vedere l'appuntamento, che anzi prima colamo da questa polisportiva Bittese, unitariamente alla Bittivolle, ringrazio di cuore Monica Coloro e Eugenio Belfiori, istruttori del corso di formazione BLSD. Tenutosi questo pomeriggio a Bitti, la loro competenza, la loro passione nel toccare un argomento delicato e di enorme importanza ci ha reso più determinati ad intervenire se le circostanze dovessero renderlo necessario. Complimenti appunto a questa attività, questa educazione, questa importanza del sport, de manco educante è la tifoseria, ma a noi puntiamo de pruso in sopra sono schisi sport là che non che si parte in tifoseria che poi rasenta situazioni non insomma non perché io abbassare de pruso devo abbassare se non ho troppo in particolare. Va bene, andiamo da innanzi e vediamo i tebazza de buono oie di buono questa giorno di Natale,
Moving on up gospel suar in concerto, e praticamente sul gruppo gospel, ed è Olbia che sta a cantare oggi, sta a fare un concerto oggi in una la sa 7 di Ortedie, sa parrocchia Sacro Cuore di Gesù, sperando che va fatto una linea può poter dare questo evento voi importante in diretta. Tra l'altro ho fatto una vizichesa pure, generata Giovanna Castelli, aspettate un attimo, per momento sono numeri, la memoria non è che stanno a mie, mi deve aumentare troppo cosa, se qualcuno mi ugiti, Antonella Castelli, chi canta su cola appunto Olvieso del gospel. Bene, andiamo da innanzi, fai da Mondeatiro e poi si tappetire sul comitato Sant'Antoni e sul comitato dei Vizi, poi anche se sta chi tutto pestia, insomma, chi tutto, Sauchina, tutto anche in Probania, il Bichirazzente, basta di ragionare, di tornare a forte amicizia e così via. Insomma. E invece poi invece, sempre danno che siamo stessi Vaina, insomma, a est di Sant'Antonio, ma questa via de Goreai, a muso di aumentare a tutto canto, da parte del suo comitato de Goreai, che l'unisi, in assisiana qualche dia dopo, non è da essere aperto, ma che però il comunicato è che l'unisi, doi, che da essere stress, le ortaglie in poi, chi è sta piccato a parte o si ha messo parte adesso con Cuore di Sant'Antonio può tornare a silo ritirare. Bene, mi pare che non fa masatti lo de aggiungere a noi ecco la tombola di San Befana, questo è crasa, non è schimbe. Ore 19:30 salone parrocchiale, non manchetta, già vi nascosto, questa è una attrattiva, è una maniera di colare impare sul tempo, insomma, è lo zero, abbastanza bella, poi questa dalla Celenteno già giocarlo, questa via premio spototo, insomma, Donzuno a tagliare qualche cosa o a essere in qualche maniera preziato, insomma, ecco. Non ha spiegato come, ma di sicuro a Chimus è in grado di mantenere la spromessa schiacchete e cano l'alfacchete, la sa bene e la organizza bene. Andiamo da innanzi, ecco qua nos mettiamo sul calendario curso dei vizi e curso dell'uvola hanno esaurito, cioè dire che è prevista in calendario, ora invece mantiene galla di Ebatro che storia sul gospel e poi Crasa Kimbe invece veste proiezione su cinema per bambini, ore 16, cinema per adulti, ore 20 e 30. E andiamo al giornale, inocchiamo sempre una pagina sul giornale Sanuova, va diverso il titolo, si porta che ormai sono titoli che tutto, intendete, la televisione ne sono prena, specialmente Trump va alla guerra, raid in Venezuela e poi di questo pizzinello scoprito la strage dei ragazzi identificati 3 italiani. Oh, yeah, yeah. Andiamo a sostituirlos adesso Unione Sarda. La Sardegna piange 2 motociclisti e poi no che torna attacco USA in Venezuela e torna la questione della Svizzera, insomma identificate le prime vittime italiane. Andiamo a passare su particolari, cominciando sempre da questa scuola sposa corso, fino che abbiamo la zona di numero, saldi, accesso ridotto, 5 clienti per volta, che si prevede un afflusso non del poco conto.
ingressi contingentati dopo i controlli antincendio dei vigili del fuoco, cioè cerca anche di entrare, canta, spacca la possibile, canta, spacca sempre Parisi, insomma, è come insomma è successa questa cosa in questa discoteca, è chiaro che pur per sabacamente si time pure sabatepia e tanno, vabbè, vigili del fuoco, col del Kimbe, ma non mi pare per una misura un pacco 5 alla volta, il resto fuori, è quanto accaduto ieri in diverse strutture commerciali di via Don Bosco, in concomitanza con l'avvio dei saldi. In molti negozi, dall'abbigliamento all'elettronica, l'accesso è stato consentito solo a gruppi ristretti di clienti, lasciando gli altri all'esterno. Una scelta commerciale? No. All'inizio il motivo non era chiaro, gli addetti si limitavano a spiegare che potevano far entrare soltanto 5 persone per volta. Col passare delle ore però il mistero è stato svelato. Alla base delle limitazioni, verifiche approfondite sulle certificazioni antincendio condotte dai vigili del fuoco, che avrebbero riscontrato anomalie e imposto restrizioni agli accessi. I controlli erano iniziati prima delle vacanze su tutte le grandi attività commerciali, ma sono stati accelerati negli ultimi giorni anche alla luce del caso Crash Montana, la tragedia avvenuta in Svizzera. È chiaro che veniva fuori una cosa gai, come in Torino è anche fatto questo peperoncino in un evento all'esterno in una piazza, poi dopo cioè viene sposato Sant'Antonio, Calesia Tavento, oppure minore, già che in bici perché piano di sicurezza, detto antincendio, eccetera, eccetera, responsabile della sicurezza e così via, insomma, ha strinto sopra di questo termine. Scontro aperto sul 41 bis siamo usati danni del Carlos e siamo usati danni del scontro politico in Nuoro, specialmente tra maggioranza che amministra sul comune e minoranza, che poi si traduce in centro-sinistra e centro-destra. Si infiamma il dibattito sul 41 bis a Badalcarro in visita del Consiglio Comunale il 9 gennaio. Maura Chessa, gruppo misto opposizione, dice il percorso che porta a al rafforzamento del 41 bis non nasce oggi, ma in atti politici e amministrativi del 2020, quando il ministro della giustizia Alfonso Bonafede firmò il provvedimento. Non è credibile opporsi oggi a ciò che si è contribuito a costituire. Ieri questa polemica l'abbiamo già letta, l'abbiamo già compresa, insomma, a che parte sul polverone politico in complicità, insomma, ecco, o lo sollevate voi su Pruere o lo sollevamo noi, ma proizze, lo sollevamo su questo Pruere. Beh, che poi a Saini è andata a finire che Galiotto del 41 bis arrivano a Nuoro, che poi questa chiesa a vantare che comunque va tapete una vittoria che non sono tutto 41 bis, cioè quello sarà a vantare, nanne no, guardate che questo del 41 bis non sono arrivato a colpa nostra, ma che l'hanno deciso voi e sono vinte, e quindi in questo pluralaglio a Saine poi la città Nuoro stata a mantenere le soldi del 41 bis che in tutte le conseguenze che tutto è schifo. Esa politica anche se vittoriosa. Olsai riscopre la pedagogista Raffaella Dore per il suo contributo scientifico e umano, letteratura e musica, confronto pubblico al Teatro Mesina sull'opera Gli Dei del Bambino, un libro di pedagogia. Nuova tappa del progetto dell'associazione di Appason, prevista l'esibizione di vari cori. Basta capire un evento di zero in outside, poi la storia di un libro molto importante di poesia che appunto è basata proprio su questo evento che non succede nel Como, cioè il fatto che Bapata
zona adesso mondo che sono in ombra e quindi sofferenza e zona invece in un Besaluc e stropo e sul bilanciamento tra Salluc non è paritario, non batto una equiparazione, cioè una distribuzione dei look verso Sombra e poi dopo che hanno da Sombra arriva una popolazione che da Sombra che quiere essere non lamentiamo su caso benigno no che va una è una parte di Sombra ma con Sombra dai non sono ghine in parte è colpa nostra lo fatto chi bisiete cioè non è che gli ha entrare come in questione filosofica ma penso di aver fatto comprendere in poche parole sul concetto. Impianto di cremazione in città, il comune accelera sul progetto, il sindaco Emiliano Fenu dovrà verificare le possibilità di creare il servizio via la ricerca di un'area per la struttura all'interno del cimitero di San Giulis. Vabbè, di San Giulis ma quello di girare, andare a verità, il sistema di tomba che usano in Nugolo, sulle metaterreno e fa con morto, insomma, non batta tumbas in elevazione o binnappa a casa le tumbas in elevazione, quindi è chiaro che sono sterritas enormi, le tumbas occupano a metà di spazi. Sassari 2000 foto e video di minori, arrestato un 53enne sassarese pedopornografia online, altre 4 persone denunciate, c'è questa forma del patologica, insomma, che poi alimentano forma già di vivere, insomma, che tocca stare in qualche maniera a cercare di limitare o è possibile pure anche di sparire da poi vittima di tutta questa cosa sono poverito lo spizzino il caso dello studente universitario in rete fingeva di essere una dodicenne questo può aumentare a sospizzino nostro insomma chi non si bidare metta di tutto chi esiti in così sprecheggio lucido che io che ne indai innanzi insomma che uno si dichiara di una maniera poi non è corso è un'altra cosa insomma è commentare che li scoprire è difficile scoprire chi è nanne solo aula sai che quindi che le fa che finta di essere una cosa e invece è un'altra un 43enne fuori corso adescava minori su Skype attirandoli in una trappola che ha vinta di essere una piscina di dove cannano invece uno fallito da 43 anni blitz contro la pedopornografia nell'isola a Sassari è arrestato un 53enne sequestrati 2000 file denunce anche a Cagliari inocchiamo la telenovela del carattere generale, insomma, cura degli animali domestici, boom di imprese in Sardegna. Cioè, questa è un po' un'anomalia che viene considerato, la cura adesso l'animale domestico sono una cosa non necessaria, insomma, è trovato chi va a un boom è certo una cosa eccezionale, insomma, cioè, chi veste a fuori è su sentire comune, insomma, cioè, chi sa cultura di questa terra, insomma, del pacco l'anno fa che se l'animale ha un ruolo che non fitti questo adesso adorno, insomma, mentre poi è un oggetto di adorno, insomma, in termini egoistico, chi si cura, ma non tanto per sé, ma tanto per curare l'adorno, insomma, e quindi curare il matesse, si adornando giocato, adornando giocare, insomma. Con Fartigianato attive quasi 800 imprese e i veterinari sono triplicati in 10 anni. Vabbè. Poi è chiaro che
possono creare bene pure sull'animale. Ecco. Consumi nel capoluogo isolano scontrini pesanti anche per tagli di capelli, frutta e verdura. Milano, la città più cara. A Cagliari, petto di pollo a peso d'oro. Questo invece comincia ad essere una cosa proprio pesante, possa vita comune, insomma. Sì, quando si tratta di comprare, viene come testo un petto di pollo, insomma, che prima veniva considerata una merce, insomma, alimentare non di prima qualità, insomma, invece comunque semolo 15 euro al chilo, petto di pollo venduto in media a oltre 15 euro al chilo contro una media nazionale di 13,49 euro. La classifica emerge da uno studio di Kodakons basato sui dati dell'osservatorio prezzi del Minit, e poi altri nascosti, insomma, che sono arziati meta, come no, che questo fare le sospiro, poi il sospiro non che lo so idenne, ma a cattupare che viene spaventato un lusso. E noi arriviamo a una legge molto importante della regione sarda, questa legge sul fine vita, che è stata data da questa regione, una delle prime regioni che si è occupata di questo argomento, ma che poi è stata in qualche maniera non proprio impugnata, ma comunque sottoposta a richiesta di modifica. Il governo chiedeva la bocciatura della norma simile approvata dalla Toscana. La consulta ha invece lasciato in piedi il provvedimento, cassando solo 3 punti. Cioè il governo ha fatto ricorso a questa regione su questa legge sul fine vita. La consulta, che è dedicata a esaminare il ricorso fatto dal suo governo, si è limitata a cassare 3 spunti della legge. La norma avrà bisogno di aggiustamenti, ma il suo impianto si dimostra robusto. Questa è Stan Alberti, con gli elementi innovativi sulla sentenza dei giudici costituzionali. Entriamo in merito un attimo, ma che non si allungherà metta. Dopo la fine vita, dopo la Toscana, toccherà alla Sardegna per una legge, per una delle leggi più politiche di questa legislatura. L'esito negativo non è affatto scontato. La Corte Costituzionale a fine anno ha pubblicato la sua attesa sentenza sulla legge sul fine vita votata a marzo dal Consiglio regionale della Toscana. I giudici hanno respinto le censure statali sull'intera legge, ma hanno dichiarato illegittime diverse disposizioni specifiche, fondamentalmente l'articolo 2, perché individua direttamente i requisiti per l'accesso al suicidio medicamentale assistito, rinviando alle sentenze della Corte l'articolo 4 solo nella parte che prevede che un delegato del paziente che abbia chiesto il suicidio medicalmente assistito possa comunque presentare la richiesta al suo posto, cioè che non sia un'espressione diretta, ma un'espressione per delega, cioè Risu Malai non esiste direttamente, che ha fatto la dichiarazione che era andata a fine vita in termini di suicidio medicalmente assistito, ma si è tenuto delegato, non sempre le narrate dalla Corte Costituzionale potrà essere accettato. L'articolo 7, dove impegnano le ASL ad assicurare il supporto tecnico e farmacologico, cioè praticamente le ASL per hanno un ruolo pubblico, insomma, specifico su questa morte assistita. La norma avrà bisogno di aggiustamenti e va bene. Inocchiamolo. Oltre 11.000 ubriachi alla guida nel 2025, ritirate 63.000 patenti, 1.600.000 infrazioni nel bilancio della polizia stradale.
cioè interno sempre, non è, come non si può manco bere mezzo birra, non si può mai bere una tassa di vino, eccetera, eccetera, ma poi gli scrivo bene, che quando hai da gai non si sta dando di una tassa di birra, stai dando, insomma, tanta tassa di birra, insomma, e poi gli scrivo che andare a guidare in, in questa situazione, in situazione di ubriacos, insomma, la percezione che ha del suo pericolo è estremamente modificata, ma voi pensate a questa cosa che è successa in questa discoteca in Svizzera, vi su questa copertura, i suoi saboveta, insomma, l'italiano della boveta, e sono spistino un regalo parlante, cioè non si rendiano conto del suo pericolo che bitti, insomma, cioè questa copertura alla lotta e sono spistino il gallo ballante sotto, cioè proprio non vai a una sensazione del suo pericolo, una valutazione del suo pericolo. Nell'anno appena trascorso la polizia stradale ha impiegato per il controllo di strade e autostrade 420,328 pattuglie, no 423.328 pattuglie che hanno controllato 2 milioni e 14.439 persone e contestato 1.602.794 infrazioni e violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 462.312. Sono state ritirate 63.537 patenti di guida e 41.788 carte di circolazione. Insomma, e poi sono stati decortati 2.794.271 punti della patente. Quindi tocca stare chi vi stai más attento, sa patente hoy este simbolo del tate, hoy come ste salvina nostra in Sardegna uno che non gioca a patente è praticamente sprivato della sua libertà. Non è che deve essere in Milano, in Milano potete arrivare a 1.000 locali che sono mezzo pubblico, in che non è legale, in che può non muovere, ha bisogno di guidare una macchina e hai quindi la possibilità di arrivare a sul loco di andare. È buona per il suo lavoro. Identificate 11 vittime, 3 sono italiane, speranze finite per Giovanni Tamburi, Emanuele Gallippini e Achille Barosi, cioè non fini, traso, disperso, ma sono traso che sono non gallo identificato. Sono indagati i gestori sotto la lente le misure antincendio. Jacques Moretti, Jessica e io, non Jessica, Jacques Moretti, Jessica e io non riusciamo più a dormire né a mangiare. Certo, io che ne questo bello peso sopra, ma forse è stato mezzo su chi era andato con l'attenzione a non adibire una licenza a quanto pare che è stata data a Pozzilleri, l'hanno poi utilizzata anche dopo in discoteca in un locale in un arziano un'ampulla che non ha cannella di cosa a coette zupa tocca a boveta ed è gaile sta al lutto tutto, insomma, certo io che ne sa coscienza tante spezzine morto e niente, Blitz USA preso Maduro, ci sono vittime a Caracas, cioè no, che è una guerra tra autocrati, non sono oramai in grado di decidere, basta che ha la forza dell'Uacre e decidi dell'Uacre, cioè qualcuno ha deciso, qualcuno che genera Trump, che è presidente americano, ha deciso che in un determinato, che in questo caso in Venezuela, ma potrebbe essere calesiatatelo, battono tipo che governa, che non hanno bene, non ha bene proisse, inventa sul motivo, ma tipo come hanno fatto con Saddam, poi sono inventate Saddam, l'Iraq l'hanno invaso, che viene dall'arma chimica, e arma chimica non binnaia, poi
insomma di cosa che hanno fatto con Gheddafi, e in questo caso è toccato a Maduro, né Gheddafi né Maduro né a Saddam inarinato anche l'ostia, però questo non vuol dire che qualcuno si dichiara poliziotto del suo mondo e decide se uno è stato a fare l'ostia oppure no, e se non è stato a fare l'ostia annata e che lo tirata è causa come è successo con Saddam e però Gheddafi è causa pure la morte. Attacco nella notte in azione mezzi aerei e forze speciali. Trump gestiremo il Venezuela fino alla transizione sicura, cioè fino alla ammasettiamo a noi, insomma, in modo tale che sono bene scatta in questo caso, siamo dai danni del suo primo produttore del petrolio, non siete a qua profetto nostro. Meloni, azione legittima, proteggiamo gli italiani. Questa dichiarazione di Meloni è una dichiarazione veramente grave che ha addittevato cioè il tentativo chiaramente in testa di scomposizione dell'Europa da parte dell'America, da parte della Russia, da parte della Cina, quindi la ridurre ai stati reddito come prima disorganizzato in concorrenza stradissero, cioè è stato vassallo. Ed ecco che questa dichiarazione dei Meloni è proprio una accettazione del vassallaggio, insomma, cioè non entra in merito a subato chi la cosa sia oggettivamente positiva o negativa, no, la dichiara positiva per subato chi l'ha fatta l'America da Trump, e se ne è una vassalla totale dell'America da Trump è chiaro che zona tasa campana e la tromba che la si tromba che sono Trump, insomma. Meloni, azione legittima, proteggiamo gli italiani, cioè praticamente del sud-est non importa nulla, io sono presidente dell'Italia, cioè sono presidente del Consiglio, governo d'Italia e accontento, no, finta insomma di accontentare sugli italiani. Corteo a Cagliari, il diritto sconfitto dalla forza bruta, condivisibile questa valutazione. Terminamos la novela de hoy, que se siga de tancatura, un attimino che ponemos qua e non damos l'appuntamento a stasera. Verso la classe. A penso vedere